Ci troviamo nel porto di Vado Ligure, nel cantiere di ampliamento del terminal ferroviario. Come possiamo vedere, la zona relativa al versante è sostanzialmente ultimata, con la formazione delle scarpate che sono protette da una paratia di micropali tiranti, su cui poi verrà posizionata una lastra prefabbricata rivestita in pietra. In questa fase sono in corso due attività. La prima di realizzazione di un pozzettone di smaltimento delle acque meteoriche che aumenta la sicurezza in caso di condizioni meteorologiche avverse. La seconda attività è quella di realizzazione dei micropali che saranno il limite della nuova sede stradale di accesso al porto che sorgerà nel punto in cui ci troviamo. La nuova strada sarà quindi spostata più a monte e permetterà l'ampliamento del terminal ferroviario. La prossima attività prevista sarà quella di demolizione dei vecchi varchi portuali.